stava scialamo stiorno. Se non scialeccia. È chiave, è meglio ridere. Speriamo che non c'è niente di male. Che mi va questo caso. Come a posto? A posto. Ah, yeah. Fredda che una stamattina. Senti se da un freddo questo tempo là. Io manco ci ho potuto dormire, quanti pensieri ce l'ho. Sì, perciò pensiero così. Cioè, così mi sono svegliata alle 8 e non guardo. Io invece alle 7. Già 2 lavori li ho fatto. A Nardina appena sono arrivata, chissà, culo su a fare la puntura. Quello no. Ah no. Che hai dolore? I suoi disturbi di anziani. Shit. Io ho disturbi mentali. Mettete qua. Ah. Mettete qua. Girango. Cagniziolo, tutte cose passano facendo la puntura. Dopo su internet. Io devo fare una testa. Aspetta, può essere ripreso o no? Può essere ripreso? Sì. Io problemi non ne ho, né perfetto. con la sicurezza né con la guardia di finanza, paghi tasse. Se si paga tasse allora... Pagamo e niente pagamo, Io non posso offrire più niente, oramai la mia... E pagamo sempre. Mangiare, pagare cose, sporcare cose. Sì. A momenti lo salva mia quando io farò 10 anni di... Ma quanti anni hai tu? Prendere la cittadinanza italiana, poi a vedere dopo quanti tassi devo pagare pure io, dipende come... Anche con la casa in affitto, contratto uso decomodato, contratto giusto. Meglio che ti Le stai tasse... lo salva mia, meglio che ci sto così, ma non ci posso stare così senza andare a vedere i miei figli. Quale Maria stavi a fare la casa qua. Da chi? Vero? Ma come la terra? Zawaj, di che tutti i pirocchi mi viene in testa. O mangi mi venia e zicchi voce. Ma via la scala, dove è tutta Perché aveva qualche alloggio di cani e... Ari. Grazie. Grazie. Quanti anni hai tu? Maci mia, che Quanti anni hai? 58. Non pare. Giovane. Tu sei figlia, Maria! E tu ancora c'hai dire! Mannaggia, va! Mi sei figli tutte sposate? Due Aracio riesce a dire. Aracio? 6 figli? 6 figli, Mare. Sposate, fidanzate? Sono fidanzati quasi tutti. 2 sposati e 4. Perciò già sei nonna? Sì, pure. E tu ancora? Mannaggia, ma ora è la vita bella. Sì, la vita è bella, io pure tutti belli siamo, sapetemo la vita. La vita. Ragione. E lavorano tuoi figli? Sì. Io altrimenti forse... Un giorno per me 24 su 24 dovevo essere 48. Cioè mantenere io le mani hanno, la testa sì. Non sono handicappati, nessuno. Perciò sono belli sistemate, tutti lavorano. Sistemati diciamo 2, perché queste sono spostati. Le altre convivono. Non bottanza questo. E mi metto pure io a convivere a momenti con la mia ballata. Ma Jamie, alla fugo. La vita questa è... Quando mi portavo fino a queste cose, tutto chiaro ho gridato. Grazie Fina, ma io questa lo faccio per la ballata. Sai che mi ha detto Fina, dice, disgraziati che siete, dice, pure Rocco, dice, quando ho fatto, ho detto, dice, questa io ti dico Fina, appena tu li porti Melina ci pensa per la ballata. Dice, ma avevi parlato prima, dice, con mio marito, dice, di farti una fotografia così. Perché tu non, se sapevo che aveva pure lui questo pensiero, no,
ho avuto i pensieri pazzi, dice. Magari mi faceva qualche ritocco con quella fotografia, perché si possono fare. Così con tutti i rughi, tutti... Però era bella, io ho mandato a Catalì, però mi sta un po' E tu fai pomeriggio, esci? Dove uscire? Di pomeriggio esci? Ti vai Dove? A mezza strada? Se cosa... C'è... Forse a Marsala, forse. Perché tu esci con un'amica? Non esco con nessuno. E né con nessuna. Perché? È meglio Meglio così. da sola. È meglio da sola. Sì, meglio. Non accompagnata. Sì, meglio. Io ho questa scangarata di Rosalba, ogni tanto Certo. ci passo. Sfogo! Di cosa? E di corsa. Se mi pesce, va. Rosalba mia, avere una sorella Mm. che non ti capisce è meglio un'amica. Però Ma tu sei figlia per unica? un'amica non puoi tradire una sorella. E né per una sorella un'amica, che quando non c'era la sorella era buona l'amica. Infatti. Ma tu sei figlia unica? No, ce l'ho un'altra sorella, un altro fratello. Ciao. Aia. Quella pentola che ti avevo fatto vapore, assai. Sì, sì. Si prende la muffa. Rosalba, chiudi. Non ci sono discorsi, se era un scherzo dall'inizio, se ma così oramai. Bene. Vabbè, Sì. si può iniziare di nuovo scherzo. No, a me quando mi vieni, io poi non ripeto più. Io sono quella spontanea. Ma così è... Tu a vedere se io sono capace a dire una bugia, sei un cornuto che è nato già per me. Si nasce io, perché sempre ci ho detto, ancora se va a nascere chi sono cornuto per me. Allora non nasce due minuti, uno per vero, Vai, ce l'hai Ieri già ho uno. detto che sono andata a Marsala a mandare soldi e ho fatto tardi perché sono venuta a casa, dimenticai i documenti, manco sapevo a dire una bugia. Manco sapevo a dire una bugia. Ma... Di pomeriggio scendo con Mattia alla banca, tiriamo soldi, vado agenzia, era scritto un biglietto, apertura dalle 5. Alle 5 siamo arrivati presenti, erano 20 persone prima di me. Io ho detto a Mattia, io non ci sto a questa fila perché io arrivo alle 8, che fai? Te ne vai al negozio e poi dovete venire a prendermi e io poi non posso andare a Senardina. Già oggi sono andata tardi, stasera non ci vado e manco che sa niente. Certo. Hai visto che... Perché? Perché io ieri di mattina ho fatto giretti, cazzi e cazzetti, e poi sono arrivata a Nardina a dire che sono andata a mandare soldi. Sì. Scetto. Ora si cambia i posti. No, tu puoi stare giù. No, da stare. Ora t'attacco. Ciao. Un sportello. Moci mia. Che capiste? Buongiorno. Buongiorno. Ciao. Allora tu dovresti... Ma io perché non scendo? Di cacci vado a piedi. Sì. Arriva a piazza